Lo conosco personalmente e sostengo il suo pensiero, quindi avendo saputo la brutta avventura che gli è successa siamo venuti qui per portargli un po' di solidarietà. Una persona speciale. Al suo rientro a Venezia dopo l'espulsione da Israele, Don Nandino Capovilla ha trovato all'aeroporto Marco Polo di Venezia una manifestazione di stima e affetto che racconta quanto questo parroco sia ben voluto. Basta conoscerlo una volta e ci si innamora di quello che fa. Cosa le piace di Don Nandino? È quello che fa, la sua maniera di interpretare il ruolo di parroco, più spinto verso gli aiuti ai più deboli. È ammirevole e apprezzato da tutti, insomma, ecco. Io sono di Amnesty International e ho grandi rapporti con lui, è una figura di riferimento nel territorio mestrino veneziano, non c'è dubbio. Don Nandino porta il Vangelo, porta un messaggio di pace, di giustizia sociale. Lasciatemi dire che ho trovato veramente gravissimo quello che gli è successo a Tel Aviv, è un qualcosa che non ha giustificazione. Il Comune di Venezia ha reso noto che appena presa la notizia del diniego d'ingresso in Israele a Don Nandino Capovilla, il sindaco Luigi Brugnaro abbia fatto contattare il Ministero degli Esteri per avere rassicurazioni sulla sua incolumità. Certamente, prosegue la nota, bisogna con assoluta urgenza smettere con l'uso delle armi da ambo le parti e arrivare alla nascita di due stati liberi e indipendenti. L'espulsione di Don Nandino da Israele è un fatto grave e inaccettabile per il segretario del Partito Democratico Veneto Andrea Martella, che chiede che il governo italiano si attivi con fermezza per tutelare chi come Don Nandino è testimone autentico di dialogo e riconciliazione. Noi ci sentiamo rappresentati da personalità come Don Nandino, ha detto la capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra alla Camera Luana Zanella, non da un governo che balbetta e continua ad avere buoni rapporti con le autorità di Tel Aviv. Noi da veneziani e veneziane possiamo fare qualcosa, partecipare in massa alla manifestazione che si terrà il 30 agosto al Lido di Venezia e chiedere come mai a un governo che sbandiera i 420 di essere cristiano e cattolico è impedito a un prete di svolgere la sua missione pastorale in Terra Santa.